Tagli che mettono a rischio i servizi, gli amministratori locali non ci stanno, le idee per la protesta sono tante, i sindaci le mettono sul tavolo perché la rabbia aumenta. Ci sono tensioni sempre crescenti fra i sindaci, divisi fra chi se ne vuole andare, dimettersi e si vuole dimettere e basta, a chi vuole far pagare le tasse su un conto del comune, altri ancora che annunciano altre azioni eclatanti. Di sicuro questa cosa parte dal Bellunese, ma in verità già ci sono delle movimentazioni simili anche sia nel Trevigiano sia nel Veronese, e mi dicono anche nel Veneziano. I comuni non ce la fanno anche perché abbiamo un governo schizofrenico che veramente la sera si inventa qualcosa. Tutelare i nostri cittadini diventa l'impegno prioritario, bisogna che noi dobbiamo essere in prima linea. Ogni giorno parte un treno, ogni giorno c'è una nuova tassa e ci vediamo costretti per normativa a chiedere queste tasse ai concittadini per poter anche garantire i servizi. Diventa dura. A rischio, oltre all'efficienza della macchina e ai servizi ai cittadini, c'è anche la tenuta del paese. Continuando a farci fare gli esattori per conto dello Stato, questo sistema ha minato il rapporto fra il sindaco fra i sindaci e i cittadini, e ad oggi la stabilità in Italia e la coesione sociale sono sostanzialmente assicurate dalla presenza dei comuni e dei sindaci, che sono l'unico interlocutore che il cittadino ha. Se salta questo rapporto di fiducia, salta la capacità di tenere stabile e coeso socialmente il nostro paese. E dunque protesta sia. Andremo a Roma a protestare, sappiamo che probabilmente questo non smuoverà il nostro Presidente del Consiglio, ma abbiamo il dovere di dimostrare che non siamo complici con queste decisioni con il governo centrale. Sinceramente a volte viene da gettare la spugna, uno non lo fa perché comunque dietro di noi ci sono dei concittadini che hanno creduto in noi e noi dobbiamo assolutamente difenderli.